Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo ad analizzare una partita molto interessante e molto istruttiva dal mio punto di vista, dove vedremo come i pedoni che vengono considerati in generale per quanto riguarda i valori di pezzi, i pezzi più deboli, in realtà se utilizzati nel modo giusto possono essere fortissimi, possono sfondare un esercito e creare seri danni. Allora, andiamo a vedere questa partita giocata fra due giocatori dai nomi impronunciabili, perciò me ne guardo bene dal farlo. In descrizione troverete i nomi. La partita risale al 2006. E4, E6, D4, D5, difesa francese, cavallo C3, cavallo F6, variante di spinta. Ora questo cavallo, per quanto ti sembrerà assurda questa mossa, va in D7. Perché va in D7? Perché l'idea del nero è quello di espandersi a molla. Ora è vero che ha poco spazio, anche perché questo pedone ora controlla bene queste case, però adesso fra poco il nero riuscirà a prendere spazio sull'ala di donna con la spinta del pedone C5, dopodiché l'altro cavallo andrà in C6 e questi due cavalli andranno poi a attaccare questi vari punti dei vari schieramenti del bianco. Quindi bisogna stare molto attenti soprattutto alla base di questa catena, poiché con C5 il nero cerca proprio di minare la base di questa catena. Siamo arrivati su cavallo in F in D7, F4, quindi se il nero vuole puntare a queste spinte, il bianco punta a queste altre spinte di rottura. C5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere in E3 per supportare un poco questi pedoni, soprattutto, ripeto, questo pedone che è il più importante in questa situazione, e alfiere in E7. Allora, questa mossa dell'alfiere in realtà è stata per un paio d'anni al centro di vari dibattiti teorici, tant'è che analizzando questa partita col motore scacchistico non me la consiglia, proprio è la mossa che è l'ultima in classifica. Una volta probabilmente si giocava, adesso invece il motore mi consiglia mosse come donna B6 o A6. Comunque alfiere 7 non mi sembra comunque una mossa di quelle brutte che ti fa perdere la situazione. È il turno del bianco che gioca donna D2. Qual è l'unico scopo di questa mossa? Chiaramente, oltre a rafforzare il controllo su questi pedoni eccetera eccetera, è quello di favorire l'arrocco lungo. Però in questa situazione, guarda proprio questo diagramma, te la sentiresti di fare l'arrocco lungo? Sembrerebbe un po' rischioso, anche perché la colonna C dopo cambi si potrà aprire. Qui il nero potrà in qualche modo poi sfruttare le spinte su B5, la torre potrà andare su C8, andare ad attaccare immediatamente il re. Non lo so, io non me la sentirei qui di fare un arrocco lungo onestamente. Arrocco corto del nero, arrocco lungo del bianco. Ora se guardiamo appunto le statistiche, l'arrocco lungo è la terza mossa più giocata dal bianco in questa posizione, circa 180 partite in totale, ma con un esito appena del 36,6% positivo per il bianco, quindi a quanto pare questo arrocco lungo non è poi una mossa speciale. Le altre possibilità rispetto all'arrocco lungo sono per esempio un semplice alfiere 2 con l'idea invece di arroccare corto. Qui il nero deve rispondere con B6 e a seguito all'arrocco corto F6 è la mossa, diciamo, di liberazione, che crea sì una debolezza su questo pedone, però è l'unica mossa che è in grado di dare un po' d'aria al nero. Io giocando alla Lechi mi trovo spesso in posizioni di questo tipo e spesso mi trovo costretto a fare questa spinta che non è bella, però diciamo è una delle poche. Comunque torniamo alla nostra partita, torniamo indietro. Abbiamo detto arrocco corto, arrocco lungo, questa è la posizione originale. È il turno del nero. Che cosa ti verrebbe da giocare ora col nero? Pensaci bene, guarda la posizione e la mossa più spontanea che viene da giocare è proprio la spinta del pedone in C4. Bam! Questo alfiere è murato vivo. Questo alfiere è murato vivo finché non c'è qualche spinta di questo tipo,
ma nonostante la spinta possibile che prima o poi il bianco farà F4, F5, questo alfiere si ha una diagonale praticamente inutile, oltre al fatto che istruisce anche la donna. Perciò il bianco sì, sicuramente c'ha potenzialità ad est, ma non si capisce come può sfruttare questi attacchi ad est, mentre ad ovest la situazione per il nero sembra molto più interessante, con uscite di questo tipo che insomma c'è anche alfiere B4, bellissimo. Perciò qui così ad occhio e croce gli direi un vantaggio del nero, e anche il computer mi dà ragione. Allora, quindi è stato giocato C4, F5, e adesso che cosa gioca il nero? B5, senza perdere tempo. È vero che B5 si tratta di un pedone in presa, l'idea però, come tutti i gambetti, come tutti i sacrifici di pedone, è quello di sperare che il nostro avversario accetti il gambetto per guadagnare un tempo per sviluppare un pezzo. È un pezzo che punta sul rocco avversario. Un pedone si può sempre dare. Però la partita non è andata così. Allora la partita invece è andata, dopo B5 è stato giocato F per E6. Allora qui ti dicevo, le altre possibilità erano cavallo per B5, oppure si poteva spingere subito F6. Cavallo per B5 la vediamo dopo con calma, tanto la partita proseguirà comunque così. L'altra possibilità della spinta F6 seguiva G per F6, E per F6, cavallo per F6. Il nero è riuscito a togliersi questo pedone davanti alle scatole, alfiere H6 per puntare sulla torre. Il nero non può permettersi mosse d'attesa di questo tipo, cioè mosse d'attesa, mosse di fuga, poiché adesso ci sono le entrate di donna in G5, qui il re si sposta e c'è il matto. All'alba di tutto ciò, il fatto che il nero non può permettersi l'entrata di donna in G5, qui il nero avrebbe dovuto giocare cavallo G4, minacciando il cavallo, minacciando entrate in F2, e ora per esempio alfiere per F8, e qui semplicemente alfiere per F8. Qui il nero sta bene, il nero non sta male. Ora ci sono minacce per esempio come alfiere H6 con attacchi di questo tipo, e in più questo alfiere nero ora è fortissimo, giocando appunto sul fatto che il bianco non ha più l'alfiere nero, quindi qui sarebbero veramente guai per il bianco, anche se a livello di valore è in vantaggio. Ma come vedi i valori sono del tutto relativi, bisogna poi andare a metterli all'interno delle varie posizioni. Torniamo indietro alla nostra posizione. Abbiamo detto che il bianco gioca F per 6, F per 6 e poi cavallo per B5, come avevamo detto. Ora, scusa se torno indietro ogni mossa. Cavallo G5 sembra interessante, ma qui il nero avrebbe B4 e dopo ritirata di cavallo C3 sarebbe assolutamente vincente per il nero, quindi neanche cavallo G5 può essere preso in considerazione. Quindi andiamo avanti con cavallo B5, su cavallo B5 torre B8, e ora questo cavallo mi sembra ovvio che non può ritirarsi. Qui assolutamente no, perché verrebbe addirittura catturato dall'alfiere creando un'impedonatura, casino. Il cavallo in C3 che cosa fa? Innanzitutto toglie questa diagonale alla donna che può impedire almeno alla donna nera di andare in A5. Quindi questo è il primo problema. Il secondo problema è che qui ci sono 200.000 di attacchi, a partire da alfiere B4, donna B6 con l'idea di mattare qui, per esempio. Donna B6 ora sono problemi. Se per esempio cavallo in A4 andando ad attaccare la donna e andando a parare a questo punto, donna B5 si minaccia questo cavallo, e se si sposta il cavallo si minaccia il matto. B3 per esempio, sostenendo il cavallo, donna per A4, e ora se si cattura c'è il matto. Alfiere per A3, scacco matto, il re non può andare su questa colonna poiché è occupata dalla torre, quindi qui la situazione si fa veramente terribile. Perciò il cavallo non può ritirarsi, deve andare a sacrificarsi per forza in D6, dove c'è un cambio e un pedone D6 che probabilmente prima o poi verrà preso.
Adesso, che mossa faresti da nero? Pensaci un po', guarda, ti ruoto la scacchiera così riesci a capire il nero che mossa potrebbe avere, che potrebbe continuare l'attacco, che gli porterebbe a continuare l'attacco. La mossa è cavallo B4, è una mossa aggressiva, certo c'erano anche altre mosse, c'era cavallo in F6, c'era anche cavallo B6, quindi andavano bene entrambe. Questa è la più aggressiva, cioè che rotiamo ancora la scacchiera, cavallo B4 abbiamo detto, re in B1, solitamente questa è una mossa di consolidamento e in effetti lo è anche in questa situazione, anche se si è messo in pappa alla torre avversaria. Cavallo in F6 andando a conquistare tutti i vari buchi, A3 cercando di togliere questo cavallo. Adesso cavallo in E4 andando a minacciare la donna deve andare in A1 per proteggere questo punto e cercare di fare comunque pressione su questo cavallo che si dovrà togliere prima o poi. Inoltre altre diagonali come questa non avrebbero avuto alcun senso. Adesso che cosa gioca il nero? Ti giro di nuovo la scacchiera. Sei il nero, che mossa ti piace da giocare in questa posizione? Ti lascio 10 secondi per pensarci. E la risposta corretta è C3. Qui i pedoni devono sfondare, è qui che si vede tutta la forza dei pedoni. E qui chiaramente il bianco non può permettersi di catturare e di aprire la colonna B, ma gioca B3. Ritorniamo a noi con la scacchiera al bianco, su B3 donna in A5. L'attacco del nero è molto forte, in realtà il computer consiglia come più forte questa mossa, sacrificio di cavallo su questo pedone che sosteneva a sua volta questo pedone. Adesso re per C2, torre per B3, ulteriore sacrificio, chiaramente il re non può avventurarsi perché se si avventura c'è donna B6, e mo se si va qui c'è alfiere qua, se si torna indietro c'è donna qua e se si scappa su qua c'è alfiere qua. È un bel casino, bel casino. Quindi per esempio anziché accettare il cambio si avrebbe potuto giocare torre B1, ma su torre B1 c'è semplicemente questo e comunque l'attacco del nero è molto forte nonostante i vari sacrifici. Ok, invece abbiamo detto che il nero non gioca questo ma gioca donna in A5. Segue alfiere C1 per proteggere questo punto e ora finalmente cavallo per C2, re per C2, alfiere D7 che sembra lenta, in realtà mette in comunicazione le due torri, B4 e ora si vede ancora una volta di più l'efficacia di questo alfiere in D7, donna in A4 scacco, re in D3, C2 ancora questo pedone in protagonista della lotta, attenzione che si va a promuovere, la torre si deve spostare, guarda come la torre è incastrata, non c'è spazio dove muoversi, donna B3 scacco, re in E2, alfiere B5 scacco, torre D3, donna per scacco matto. È stata una bellissima partita, vorrei tornare un attimino indietro ed esaminare molto velocemente quali sono stati gli errori. Ecco, la Rocco Lungo sicuramente è una mossa aggressiva, abbiamo ancora una volta i vari arrocchi, si dice eterogenei, no? Quando un avversario, un giocatore arrocca da un lato della scacchiera, l'altro giocatore dall'altro lato, escono fuori partite molto aggressive. In questo caso si capiva che il nero aveva probabilmente più chance di attacchi. Questa mossa è stata fortissima poiché ha murato definitivamente non solo l'alfiere Campochiaro ma tutta la struttura del bianco. Guarda le case possibili di questa donna, le case possibili di questo alfiere e le case possibili di questo alfiere. Mai vista una roba del genere. Anche il nero è a corto di spazio sicuramente,
ma ha delle spinte liberatorie che gli permetteranno di avere grande spazio. In più abbiamo visto anche nell'altra variante che c'era la possibilità di giocare F6 e si poteva guadagnare spazio anche a destra. Poi andiamo avanti velocemente. Questo sacrificio era assolutamente corretto e qui già il nero è molto più forte. Il bianco non ha possibilità di attacchi concreti, anche perché questo pedone è stato veramente la salvezza del nero. Impedisce alfiere di 3 con l'idea di sacrifici, poi cavallo G5 scacco, impedisce donna di 3, impedisce veramente di andare sulle case bianche e rende questo alfiere completamente inutile. Pensa nella variante in cui il bianco, scusami, perdeva il cavallo, ce la posso fare, perdeva l'alfiere camposcuro, veramente un casino. Cavallo in B4 fortissimo e qui niente, qui ci sono tutti questi vari buchi, la poca mobilità dei pezzi del bianco, spinta di pedone e niente, qui la partita è... Poi chiaramente la partita, quando un attacco è così forte, prima o poi c'è un tatticismo, no? Devi essere bravo a vederlo, per questo noi scacchisti ci facciamo gli esercizi di tattica, proprio perché al momento giusto possiamo tirare fuori le nostre abilità. E niente, qui poi la partita si è conclusa come hai visto. Bene, spero che ti sia piaciuto questo video, siamo andati un po' più a fondo, abbiamo analizzato un po' anche tutte le varie varianti. Ecco, un piccolo consiglio che posso darti è che ho vissuto sulla mia esperienza e inizialmente quando analizzavo delle partite di scacchi mi basavo solo sulle mosse principali senza guardare le varie varianti. Quando poi ho scoperto che la cosa più importante di una partita sono proprio le varianti, quindi queste ti aiutano a capire anche il perché non è stata giocata questa, oppure c'era un'altra mossa migliore che si poteva giocare. Quindi anche quando analizzi le partite per conto tuo, studi dei libri eccetera, magari è stancante, ti consiglio di analizzare tutte le varianti. Bene, come al solito, per sostenere il canale io ti invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!